Dopo la venuta ad Agrigento in occasione della commemorazione di Francesco Crispi, ritorna in città questa volta al Palacongressi, ripulito per l'occasione, il presidente della regione Nello Musumeci, in occasione di un'iniziativa voluta dalla presidente della Commissione Ambiente, onorevole Giusy Savarino, una fondatrice di Diventerà Bellissima. Il tema, quello dei rifiuti, da emergenza a risorsa, un nuovo inizio per la Sicilia, ove si è parlato del nuovo disegno di legge che prevede la trasformazione degli attuali 27 ATO gestiti a 18 società chiamate SRR in 9 autorità di ambito denominati ADA, autorità di governo pubbliche gestite dai sindaci, la cui presidenza va al primo cittadino più virtuoso nella raccolta dei rifiuti. Presenti anche tantissimi sindaci della provincia e molti amministratori locali. Il presidente è stato un fiume in piena, ha voluto fare anche un bilancio del suo primo anno di attività, parlando di cose realizzate e di cose che si andranno a realizzare. Un lavoro di semina il cui raccolto si farà al termine magari della sua presidenza, e significativo è stato il suo citare lo zio allorquando era un bambino, nonostante la tarda età, lo vide seminare una pianta di olivo e dietro una sua domanda lo zio gli rispose: questo farà ombra quando io non ci sarò più e se lo godranno i figli e i nipoti. Così l'azione Musumeci è mirata anche al futuro, è un monito anche ai sindaci che spesso raccolgono i frutti di un lavoro fatto dai suoi predecessori e poi non vengono neanche citati o chiamati a testimoniare chi ha lavorato per la realizzazione dell'opera. Musumeci ha anche citato il lavoro di verniciatura che si sta facendo. Tanti pensano solo a passare una mano di vernice per dare solo l'aspetto estetico, ma prima va fatto un lavoro di carta vetrata, scrostamento della ruggine e solo all'ultimo va passata la vernice, a testimoniare che stiamo lavorando in silenzio. Spesso niente gran cassa, ma suono di violini. Così ha parlato delle dighe che dopo 30 anni non sono state collaudate e di cui stiamo avviando le procedure, delle strade e del sistema ferroviario con una precisa accusa: sono un cancro per l'isola. Poi ha anche citato i numeri: al 33% per la raccolta differenziata, più 50% rispetto al 2017, investimenti per oltre 1 miliardo sull'economia con agenda digitale, 106 milioni già impegnati e 76 rendicontati, per le attività produttive 170 milioni per le imprese nel FES 2014-2020, 115 milioni di euro destinati ai comuni per gli investimenti, 30 milioni alle ex province, 18 milioni di euro per il dissesto idrogeologico e la protezione civile per la polizia dei fiumi, mai fatta fino ad ora, 18 milioni di euro in agricoltura, 175 milioni di euro con l'obiettivo di spesa già superato. Per la pesca il POFEAMB 2014-2020 sono 329 progetti finanziati per una spesa di 109 milioni di euro. Per il settore dei beni culturali finanziati nuovi siti archeologici e nuovi musei, 4 milioni gli interventi sul turismo, 23 per lo sport e lo spettacolo, avviata la formazione professionale dopo tanti anni di stasi, con 300 milioni per le scuole. Settore importante finanziato e attenzionato anche quello della famiglia e delle politiche sociali, con 286 milioni di euro stanziati per la disabilità, 32 milioni per il contrasto alla povertà, per la salute oltre 3.800 gli stabilizzati, 225 milioni di euro per le strutture sanitarie, per il patto per il sud spesi in infrastrutture, 172 progetti finanziati con 119 milioni di euro, 42 milioni per gli alloggi popolari, 14 per le ristrutturazioni, 142 per l'acquisto di 21 treni elettrici e 26 milioni di euro per i centri storici.